Parleremo di sanità territoriale, stiamo investendo molto sul potenziamento del sistema sanitario, sul suo processo di innovazione, investendo in particolare sulla prevenzione e sulla creazione di una rete capillare di servizi territoriali vicini al cittadino, perché oggi viviamo nella provincia di Treviso, che è la provincia con l'aspettativa alla nascita più alta in Italia, e questo significa anche avere persone più anziane e quindi il problema della cronicità. E per dare risposta a questa popolazione, che spesso è anche la più anziana, stiamo organizzando una serie di servizi territoriali. Realizzeremo 17 case della comunità, 9 ospedali di comunità, telemedicina, infermieri di famiglia e di comunità, quindi tutto un sistema sanitario che serve proprio per accogliere, per accompagnare nel percorso di cura le persone con cronicità, per far sì che la loro patologia non evolva o ritardi il più possibile l'aggravamento. Nelle case della comunità saranno presenti medici di medicina generale, medici specialisti, un punto prelievi, strumentazione diagnostica come ad esempio l'ecografo, l'holter pressorio. Questo darà la possibilità di affrontare una prima risposta, una prima analisi dello stato di salute della persona, e diventa la casa della comunità una reale alternativa a ricorso al pronto soccorso per tutti i codici bianchi e i codici verdi. Sanità territoriale per spiegare ai cittadini le case di comunità, le COT, quindi le centrali operative territoriali, e anche spiegare ai cittadini delle liste d'attesa cosa stiamo facendo e cosa dovremo ancora fare per dare a tutti i cittadini una sanità migliore. Quindi è un po' un confronto e spiegazioni con i cittadini, per poi anche capire le loro esigenze e cercare ovviamente di riorientare anche il nostro lavoro. Casa di Comunità è un'associazione di medici di famiglia che si mettono insieme, le cosiddette aggregazioni funzionali territoriali. Sono sostanzialmente gli specialisti che lavorano con i medici di famiglia, la continuità assistenziale, quindi la guardia medica dentro, e soprattutto la tecnologia. Il fatto di avere un ecografo, un RX e altri strumenti e tecnologie serve ovviamente per fare screening e quindi evitare l'accesso al pronto soccorso.